Giovedì 27 giugno, presso il Comando Carabinieri di Vittorio Veneto, alla presenza delle autorità, si è inaugurata una stanza tutta per sé, un progetto del Club Sor Optimist Conegliano Vittorio Veneto. È la seconda stanza che si realizza nella provincia di Treviso all'interno delle caserme dei Carabinieri. L'obiettivo è di creare un ambiente protetto che aiuti le donne e i minori vittime di violenze, ad un approccio meno traumatico con gli investigatori. Oggi è una giornata importantissima perché è stata inaugurata una stanza tutta per sé. Si tratta di un progetto in collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Sor Optimist International che vede la realizzazione di un ufficio, un ambiente che possa aiutare le cosiddette fasce deboli, vittime di violenza soprattutto e spesso all'interno delle mura domestiche. Questo progetto ha consentito di ricreare in caserma una stanza che fosse quanto più simile a una normale casa di una famiglia normale e quindi possa permettere di meglio descrivere dei momenti di grande disagio e di dare un po' più conforto nel ricacciare questi traumi che le cosiddette fasce protette hanno vissuto. Una grande soddisfazione, un successo della collaborazione che esiste già da qualche anno tra l'Unione Italiana Sor Optimist e l'Arma dei Carabinieri, che ha permesso la realizzazione di questi spazi e in tutto il territorio nazionale ce ne sono a tutt'oggi 127, oggi abbiamo inaugurato la 127esima. Spazi importanti dedicati all'accoglienza competente e riservata per le donne vittime di violenza, quindi è una conquista per la società civile, una conquista non solo per il mondo femminile, per tutti noi, insomma, per la società. Anche Vittorio da oggi ha questa particolare struttura che è promossa naturalmente dal Sor Optimist e veicolata in tutta Italia. Ha visto anche Vittorio partecipe al grande progetto che si sta quasi completando, penso ormai, dopo i numeri che abbiamo sentito. Dopo Conegliano, quindi la nostra zona si dota anche a Vittorio Veneto di questo punto di ascolto particolarmente protetto, particolarmente tranquillizzante e quindi adatto per questo tipo di denuncia, per questo tipo di richiesta di aiuto. Ricordo che Vittorio Veneto da anni ha anche un centro apposito comunale di ascolto e denominato antiviolenza e i numeri purtroppo stanno ad indicare che il fenomeno c'è e pesa anche, nel senso che mediamente sono quasi circa 200, l'anno scorso poco più di 200 gli accessi e quindi praticamente vuol dire quasi un accesso al giorno di persone, di donne, specialmente donne che reclamano e denunciano questo stato di sofferenza familiare o per il familiare che le attanaglia. È doveroso quindi intervenire mettendo a loro agio le vittime o le presunte tali e bisogna ringraziare sia Sor Optimist che anche l'Arma dei Carabinieri che ancora una volta si è dimostrata vicina ai cittadini, sensibile alle loro esigenze, tanto da generare questo spazio assolutamente confortevole e adatto allo scopo. È un passo importante perché cerchiamo con queste stanze di dare un attimino più di conforto a quella donna che si trova in difficoltà, magari accompagnata dai bambini, da dei minori, rispetto a entrare in un normale ufficio. Abbiamo voluto ricreare uno spazio un po' più confortevole, con dei colori soft, delle luci più discrete, un angolo per i bimbi con i giochi, in modo che per quanto possibile si possa dare un attimino più di accoglienza più dolce a queste donne che attraversano un momento di grande difficoltà.